Buonasera a tutti, visiti voi, ora da oie, scusate il ritardo, ma potuto cercare di sistemare questa cosa del suo microfono, che mi hanno dato che non si intenniata, e speriamo che oggi si intennata, mi pare di lui delle arziane abbassando, si spia del suo microfono in maniera abbastanza normale, quindi penso che si siete intendendo, ma se per caso non si intendendo, date mi segno, insomma, in modo tale che si può intervenire su questa questione e poi la risolvere oppure o risultata da chi non risolve te comprare una telecamera nuova che microfono più efficiente. Bene, vediamo come si presenta Sadie si presenta De Goi, che è libero, perfettamente libero, che non spero una a suo momento, ma pare che Saravallo ne rete chi non ne ho poi, perché 8 gradi temperatura massima, 7 gradi a temperatura minima, quindi vedete un pacchetto di fritto, ma non tanto. Grasa, die de Iovia, amo invece che lo coculato, o in parte coculato viene da Saldec e poi coculato di sottotto viene da Saldua e poi torna a spalazzare l'opaco poi sul resto è sadie ma abba non ne mostrata. Bene, eresi questi stato la commemorazione adesso al morto in guerra, partecipato a tutte le autorità, il sindaco, i carabinieri, la polizia stradale, la, eh, naturalmente le associazioni a Chimuso e poi pure la protezione civile che sono pure a quest'ala e non sono inquadrato in questa fotografia. Bene, poi a proposito del Velmato che sicuramente il suo capitano, l'intervento del suo capitano, è attuato con il mancata questa linea, purtroppo il mancane è frequente questa linea Windy, che sto usando in questo cellulare che su Calepo Vilmanne, e quindi non va poi anche nulla, insomma. E quindi la poi posto da essa telecamera di riserva che io registro in due telecamere, la registro e quindi da qui ha estrapolato già parte del suo capitano e l'ha proposta a Banna in YouTube. Bene, intanto un buon toccamento che sa messa di Sant'Antioco, martire, il 9 di Sant'Andria, a 9 e 40 Kimbe, e sa creia del suo miracolo. È evidente che o cane non si ha che tesa esta, esuprando, che appunto è molto superiore al cartinedo, e penso che sia per questo motivo, ma questa è un'occasione pure può aumentare la cartinedo e tutto, la bella sa, esta e pranzo scarta organizzato per Sant'Antioco. Quindi la messa poi di Sant'Antioco è domenica 9 di Sant'Andrea a San 9 Chimbe e Sacreia del suo miracolo. Poi il bosamento che donzi mercoledì da essa sonica a mezzodì bisogna il vaccino antinfluenzale, però voi dovete prenotare prima che a Pol 20 non neanche. Bene, attero novas a Procom, non ambos, in effetti questo è un evento in siniscola, però chi non bevesse pure Peppe Ciccolini come interrelatore, un attimo che lo buscamo, ecco qua, anche lo mandiamo diretto. Invia, ecco, mi sono dimenticato anche l'inviare, ma lo vediamo appena che è arrivata. Eccolo qua. Patrocinio del Comune di Siniscola, presentazione del libro Ioanne, storia di un soldato e della sua famiglia di Lucia Becchere. Saluti Gianluigi Farris, il sindaco di Siniscola, Giuseppe Ciccolini, presidente della provincia di Nuoro, Paola Fadda, assessore alla cultura del Comune di Siniscola, e poi Antonio Murro dialogherà con l'autrice. Letture di Simonetta Bello, un bell'evento, pure questo sarà consigliare
Comune di Siniscola, sabato 8 novembre, ore 17. Bene, andiamo da innanzi che sul giornale il REIS non basta ai nuovi poveri. Il REIS è un sistema di assistenza regionale, insomma, che sono in disagio economico, Maria Luisa Ariu, CILS e Paola De Serra, Sunia CGL, parlano dei fondi stanziati dalla giunta FENU. Sindacati e peggio di quel che sembra, serve una abitazione per chi non ce l'ha. Vabbè. La povertà in città si contrasta con il reddito di inclusione sociale, che sta appunto su REIS, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Nei giorni scorsi il Comune di Nuoro ha aperto il bando per il contributo del REIS destinato a persone e famiglie in difficoltà economica. L'intervento è finanziato con un importo complessivo di 170.000 euro, 176.694 euro e 43 centesimi e mira a sostenere i nuclei familiari che si trovano in una situazione di disagio socio-economico in città e non beneficiano di altri aiuti pubblici, ma beste indonzi ida e quindi vinasa in bizi. Andiamo da innanzi, gli assalti ai blindati presi e responsabile Nuoro, smantellata la banda specializzata negli attacchi ai portavalori. 6 arresti tra Orgosolo, Siniscola e Mamoiana. Loro il colpo ai monopoli, cioè questo monopolio è un colpo che hanno fatto ISO, quindi come. Vabbè, commentiamo un attimo. Si incomincia questa battaglia in tribunale. Gli stipendi, gli splendidi, scusate, 107 anni dell'ingegner Maccioni, un collega mio che da dire il Veneto a un corso di aggiornamento e a usato insomma piaghere di idere cantellucidi, insomma, canteste in perfetta condizione. Andiamo a Orgosolo, ieri il consiglio con le osservazioni all'opera tra le dighe di Olaive e Combidanovo, alla stazione di pompaggio. Il comune contesta l'impianto di accumulo, la regione si esprime. In effetti su Sinnicule PT invece a favore, ma ormai esposti in minoranza sul populismo totale. Sono ben 60 le pagine di contestazione presentate al Ministero dell'Ambiente, all'assessorato regionale competente, dall'ufficio tecnico del comune di Orgosolo contro il progetto di impianto di accumulo energetico fra le dighe di Olai e Combidanovo. Per l'opera di pompaggio idroelettrico relative batterie di accumulo proposta dalla società trentina Dolomiti Hydro Storage non mancano le perplessità di popolazione e tecnici sulla fattibilità dell'impianto. Il confronto, a fare da cornice al caso, sbarcato nella serata di ieri in Consiglio Comunale, un'ampia relazione di 6 capitoli fra relazioni ambientali, tecnico-scientifiche, proposte di prescrizione e misure di mitigazione, seguite poi dalle compensazioni economiche. Le osservazioni fornite dai nostri tecnici, ha specificato l'assessore all'ambiente Anna Salis, sono state formulate nell'esclusivo interesse della comunità orgolese, che per ragioni storiche, geografiche e ambientali vanta un rapporto indissolubile con il proprio territorio e le risorse naturali che esso racchiude. Ad emergere l'obiettivo cardine di difendere la risorsa acqua e il paesaggio, passando per la tutela della salute pubblica. Si tratta di un progetto, si è detto nella seduta consiliare, che seppur legato alla transizione energetica coinvolge in modo diretto un territorio di elevata fragilità ambientale e rilevanza strategica per le risorse idriche. Il dibattito nel corso dell'assemblea presieduta dal sindaco Pasquale Mereu e con l'unica assente, la consigliera Claudia Manca, gli interventi di vari esponenti della maggioranza e dell'opposizione composta da Dionigi Deleda, Nicola Corriga, Antonio Pasquale De Valli e Pasquale Lovico. Per il vice sindaco Gian Nicola Taras, la regione dovrebbe esprimersi su questo progetto anziché restare in silenzio, visto che le dighe e le acque sono di sua proprietà. Attendiamo di capire quali siano le intenzioni della giunta regionale per difendere il territorio. Nessun voto da parte del Consiglio, mentre dopo la accesa discussione dei giorni scorsi sul progetto
Su Suerconi gli anni sono apparsi più distesi, con la volontà unanime di difendere il patrimonio idrico. Durante la seduta, svoltasi in un affollato auditorium comunale, spazio anche agli interventi dell'archeologo Enzo Meloni, che ha presentato osservazioni e criticità al progetto con la relazione dell'ingegner Elia Saghedo, responsabile dell'ufficio tecnico. Tra i cittadini sentimenti di soddisfazione, la risorsa idrica, hanno raccontato alcuni residenti, va difesa e tutelata in un periodo storico dove l'acqua è spesso una rarità. Questo progetto non si inserisce sulla valorizzazione del nostro territorio e non assicura ricadute al paese. E va bene, e va bene. Finimola però di vantare già sul sistema di tutta loro come risorsa energetica. La telemedicina in aiuto ai diabetici, la rivoluzione parte da Sorgono. Martedì l'avvio del progetto, il primo in Sardegna, in servizio 2 specialisti. Questa è una bella nuova, speriamo che è stata adottata pure in Terrellocco. Per la prima volta in Sardegna, per i pazienti diabetici del distretto di Sorgono, partiranno le televisite. Il progetto di telemedicina della SL3 di Nuoro si amplia concretamente a favore di una categoria di pazienti cronici con nuovi importanti strumenti, il teleconsulto, che coinvolge direttamente i professionisti diabetologi e soprattutto le televisite e la teleassistenza per la presa in carico del follow-up dei pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2. Gavoi, nomadi digitali in Barbagia, un momento di confronto aperto sul lavoro e nuovi modi di abitare. Gavoi non provanne questa novità, che insomma l'8 novembre si svolgerà sulle sponde del lago di Gusana all'hotel Sa Valasa e Gavoi Digital Nomad Summit, rigenerare i paesi interni anche grazie ai nomadi digitali, cioè i nomadi digitali sono gente che viaggia digitalmente e in teoria nei salvini, insomma, rigenerare i paesi interni anche grazie ai nomadi digitali. Convegno promosso dall'amministrazione comunale con il contributo della Fondazione di Sardegna, il patrocinio del GAL BMG e la più creato della TSS BIN. Barbagia Mandrolisai, la gestione di Malik ETS si pone a conclusione della prima fase di un progetto partito dal territorio, spiega Salvatore Lai, sindaco di Gavoi. Mesi di incontri nei comuni, confronti con amministratori e operatori, ascolto delle comunità. L'obiettivo dell'8 novembre è aprire il dialogo a un livello più ampio per costruire insieme la fase successiva fatta di sperimentazioni concrete, governance condivisa e collaborazione fra i territori. In effetti non spiega bene di che si tratta, questo fenomeno integrandolo con le politiche di sviluppo locale. Allora, presidente dell'Associazione Italiana Nomadi Digitali, che presenterà i dati del quarto rapporto e le tendenze in atto nelle aree interne italiane. Ma vabbè, mi stiamo a vedere che occano. In che dimostreranno a fare degli ingegneri, maccioni che 7-8 anni, letture, caffè e gli amici di sempre, i 107 anni dell'ingegner Maccioni. Allora, questo è Scantus. La scienza non è una religione, ma una lente per leggere la realtà. Un bell'articolo, questo il divulgatore Davide Coero Borga a Sassari per Connessioni Future. L'abbandono scolastico è un fenomeno da affrontare con responsabilità. Allora, è uno dei volti più riconoscibili della divulgazione scientifica italiana, filosofo, tecnologo
è narratore della scienza. Davide Correo Borga è autore televisivo e conduttore Rai. Il 12 novembre sarà all'Exma Ter di Sassari per l'iniziativa Connessioni Future. Borga terrà uno speak dedicato alle scelte degli studenti, all'abbandono scolastico, alla formazione lungo tutta la vita e al valore delle discipline STEM, che sono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Complimenti, bravo. Dopo mi leggo tutto l'articolo che come non battore le leghe. Da innanzi fondi abbanoa alla regione EGAS utenti al sicuro, cioè praticamente l'aiuto che ha dato la regione a Banoa è stato considerato come un aiuto di Stato e come Banoa deve tornare questo in area. L'allungamento della concessione oltre il 2028 è quasi certo. La restituzione dei fondi erogati dalla regione ad Abbanoa anni fa, tutti concordi, ma in realtà sotto la cenere dell'unanimità dei presenti cova un confronto politico non sopito e destinato a venire allo scoperto nei prossimi mesi. In apparenza tutti i protagonisti di questa complessa partita, comuni, regioni, EGAS e Abbanoa, hanno dato l'ok politico e legale alla restituzione, ma alla domanda che fare di quei soldi ognuno sembra andare per la sua strada. Un giorno dopo la delibera, che sarebbe definitivamente l'anomalo assetto azionario di Abbanoa, interviene lo stesso presidente di EGAS, il sindaco di Calangiano, Fabio Albieri. Questi, in una nota, spiega il perché l'ente di governo dell'ambito Sardegna abbia dato il via libera alla restituzione di quella somma, fermando le procedure attuate per la nuova gara e allungando la durata della concessione ad Abbanoa almeno dal 2028. Per Albieri si tratta di una via libera tecnico e politica alla regione, maggiore azionista di Abbanoa, ora con il 70% delle quote. Il presidente di EGAS parla anche dell'approfondita ad avvisor indipendente dopo una lunga e articolata interlocuzione con EGAS e per un tramite con Abbanoa, e ha confermato la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione di restituzione dell'aiuto di Stato concesso nel 2013 e la tenuta complessiva del piano degli investimenti programmati da Abbanoa per il triennio 2026-2028. Insomma, sul tentativo della privatizzare Bergamo, Vertenza Entrate, fissato l'incontro con il governo, Giorgetti vedrà Todde e Meloni, ma figurati se li paccano a qualche cosa. Il 20 novembre la Presidente della Regione Alessandra Todde, assieme al Vicepresidente e Assessore del Bilancio e Programmazione Giuseppe Meloni, incontreranno il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti a Roma, nella sede del Ministero, per affrontare il tema del credito che la Regione Sardegna vanta nei confronti dello Stato. E da tirudani imbolicati in fossa di multa. Rapina ai portavalori e bancomat, 6 in cella. Un settimo componente si dà alla latitanza. 2 gli indagati per favoreggiamento. Vertenza entrate, torne da Giorgetti, la mobilizzato il giornale, questa è Unione Sarda, Satellite Nova Sardegna. La Presidente e il Vice Meloni il 20 novembre al Ministero per la trattativa. Legge aree idonee, si cambia ancora, però non che bestia il problema che su questa legge aree idonee si deve pronunziare la consulta e quindi no che è nata sul giornale, ma non servirà, se usare danni dell'Unione Sarda. In aula modifica PD 5 Stelle per l'installazione di impianti fotovoltaici nei centri urbani. Allora, dopo un mese di silenzio, il tema della speculazione energetica si riaffaccia in Consiglio regionale. Oggi all'ordine del giorno dell'Aula c'è una proposta di legge di Antonio Solinas, PD,
e Gianluca Manda 5 Stelle, che modifica il DDL sulle aree idonee, già impugnato dal governo e sul quale sta per esprimersi la Corte Costituzionale. 3 articoli che fanno chiarezza sulla possibilità di posizionare impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni nei centri abitati e su quelli dei capannoni industriali. Modifiche necessarie per non compromettere l'efficacia delle misure di incentivazione per le quali sono già stati emanati alcuni bandi, mentre altre sono in fase avanzata di realizzazione. In particolare, con queste modifiche si intende quindi rendere più prontamente accessibili alle famiglie e alle imprese i fondi previsti dalla legge regionale 20 del 2024, il provvedimento sulle aree idonee, cioè praticamente modificano qualche cosa su questa questione di installazione del spannello e della scopertura per poter poi accedere a questo finanziamento. L'incontro a Cagliari, Mauro Pigli e gli operatori del settore vogliono uccidere la pesca per favorire le multinazionali e i progetti dei parchi eolici. Vabbè, queste battine questo tasto, Mauro Pigli, lasciamo bilobate. Cannonau e Garnaca, Europa da bene a Cagliari, confronto internazionale per rilanciare i 2 russi gemelli. Transizione ecologica, male le auto elettriche. Un quadro fatto, Unione Sarda, fatto di luci ed ombre, quello del 2024 per il Green Economy in Italia, con dati poco entusiasmanti come le emissioni di gas serra che diminuiscono troppo poco, il consumo di suolo che non si arresta e la mobilità sostenibile che si scontra con 701 auto ogni 1000 abitanti, il numero più alto d'Europa, e la scarsa propensione all'acquisto di auto elettrico, solo il 7,6%. Torre è crollata, l'operaio non ce l'ha fatta. Purtroppo è restato mischino entro questa torre coccuzzato da tutto questo materiale che sta abbassato e che l'ha imboccato via, ma ormai in condizione veramente messana. Ieri una fiaccolata, oggi è lutto cittadino, una vittima sul lavoro anche in provincia di Rovigo. Muove i primi passi l'indagine della Procura Capitolina sul crollo parziale della Torre dei Conti, in cui si procede per omicidio colposo e disastro colposo. A perdere la vita poco dopo la mezzanotte di ieri è stato Octav Stroici, l'operaio rumeno di 66 anni, morto per un arresto cardiaco in ospedale dopo essere rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie. I punti da chiarire, la solidarietà, eccetera, eccetera, i punti da chiarire, l'attività del PM parte con l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla gara d'appalto. L'obiettivo è accertare la sussistenza dei requisiti da parte della società a cui erano stati affidati i lavori per uno dei monumenti medievali sopravvissuti alla realizzazione di Via dei Fori Imperiali durante il ventennio fascista, che l'hanno demolito messo Roma. Al momento il procedimento è contro Ignotti, un modello 44 in cui si ipotizza anche il reato di lesioni colpose. Tutte le fattispecie contestate sono commesse in violazione della normativa anti-infortunistica. Andiamo all'ultima pagina, che è politica internazionale. I droni bloccano aeroporti a Bruxelles e a Liegi, richiesi anche questo drone, non si comprende Gallo, comunque bisogna e qualcuno lo mandanna, Sasola non si pesano in volo. Trump, ogni ebreo che vota Mandami è stupido, Mandami però è stato votato e ha vinto la selezione a sindaco di New York, uno poco populista, va bene, promettiti, il biglietto adesso spostalino gratis a tutti, lo affitto, ridurre il prezzo dell'affitto e così via, pagare le manco tasse, le sa che spaccare sul ricco, insomma un po' di populismo, poi vamos a bidere canto e tutte queste cose, a fare in porto, ma che in questo non che renare che Trump è stato
su candidato di Trump sarebbe stato mezzo, ma figurati. Tra l'altro, democratico pure Cuomo, Trump è repubblicano, ma poi non ha che vincere questo mandami Trump è disposto a appoggiare a Cuomo. Quindi politica americana è metta strana da comprendere. Bene, che in questo tancamos esta novela de hoy e nos damos appuntamento torna a casa. Pare che sul microfono sia tornato bene oggi, quindi va bene. Per annare che la telecamera l'appo a conza. Bene, allora ecco qua. E fanno buona di a tutti.